David. Professor Bruno Siciliano, la transizione digitale è uno degli argomenti di cui si discute oggi. Ci vuole fare qualche particolare osservazione? Sì, in effetti questo è un momento in cui la medicina sta vivendo un grosso fermento grazie allo sviluppo della tecnologia. Con la transizione digitale è possibile rendere una quantità di dati in tempo reale all'operatore, al medico, al clinico, al terapista, al chirurgo, che prima era impossibile. Ovviamente nel rendere questi dati disponibili c'è un aspetto legato alla sicurezza e un aspetto legato anche alla privacy, no? Chiaramente da un punto di vista deontologico il chirurgo può e deve utilizzare dati provenienti per esempio da altri pazienti, da altre realtà ospedaliere, da altre realtà assistenziali, però li deve utilizzare ai fini, diciamo, del bene del paziente. Ora, perché questo è un momento importante? Perché da un lato c'è lo sviluppo degli algoritmi di intelligenza artificiale e dall'altro c'è lo sviluppo delle tecnologie robotiche. Per quanto riguarda l'intelligenza artificiale è ovvio che un algoritmo intelligente può correlare in tempo reale una grossa quantità di dati e renderla disponibile in maniera intelligente. Però voglio sottolineare un punto fondamentale, che alla fine la decisione, la responsabilità è sempre del medico, è sempre del chirurgo. Non bisogna incorrere nell'errore di pensare che l'algoritmo, i dati si sostituiscono all'essere umano. Io dico, è un alzare l'asticella, cioè l'operatore, il clinico, il medico che deve fare una diagnosi, che deve somministrare una terapia, ha più dati a disposizione, ma siamo sempre più sicuri che comunque ci sarà il medico, il chirurgo, l'esperto più bravo di altri. Però in questo modo, nella fase di specializzazione di un medico, di un chirurgo, è possibile utilizzare questa tecnologia e capire come utilizzarla al meglio. Per quanto riguarda poi la robotica, i due ambiti in cui si sta molto sviluppando sono quelli della riabilitazione e quello della chirurgia. Un punto fondamentale che riguarda la robotica e la chirurgia è la possibilità di utilizzare gli orifici del corpo umano. Questo insomma, cioè quindi per esempio il canale esofageo, oppure nel caso di una colonoscopia, diciamo, l'inserzione di strumenti, di microstrumenti, diciamo, dall'ano del paziente, oppure anche per quanto riguarda la parte, diciamo, del naso, della trachea. Perché questo è importante? Perché è una medicina poco invasiva e quindi la minima invasività va a vantaggio del paziente, ovviamente con tecniche molto accurate, con precisione micrometrica e col recupero clinico del paziente molto più veloce.